Con il 1° ottobre è schizzato alle stelle il prezzo del metano per auto. A Udine prezzi anche raddoppiati nel giro di una notte. I gestori delle stazioni di servizio si difendono, decisioni nazionali, speriamo in ribassi. Ha parlato oggi davanti alla Corte d'Assise di Udine Raimondo Raiola, imputato per l'omicidio per droga avvenuto nel 2020 a Mortegliano. Non volevo sparare, ora non dormo la notte, ha detto. Individuato l'autore della rapina alla tabaccheria di via Aquileia a Cervignano, un 21enne del posto, incensurato, ha raccontato di averlo fatto per problemi economici, era scappato in bici. A 4 anni dalla sua morte il comune di Cassacco dedica una mostra intitola La scuola dell'infanzia al poeta Pierluigi Cappello. Oggi il taglio del nastro dell'esposizione nell'auditorium. Partita delicatissima per l'Udinese domenica contro la Samp. Dopo 3 sconfitte chiesto al tecnico un cambio di passo. Gotti si affida a Beto con Deulofeu. Perez rimanda ancora il suo esordio. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Con il 1° ottobre sono scattati i rincari delle bollette per luce e gas, ma sui consumatori peserà anche un altro aumento, quello che riguarda il metano per le auto e per i camion. A Udine in una notte i prezzi sono in alcuni casi addirittura raddoppiati, toccando record mai nemmeno avvicinati. Brutta sorpresa per automobilisti e autisti di mezzi a metano. Dalla sera alla mattina i prezzi sono drasticamente aumentati, in alcuni casi raddoppiati. Ora si paga fino a 2 euro al chilo, quando a malapena a 24 ore di distanza il prezzo era poco più che 1 euro, facendo letteralmente esplodere il costo del pieno del carburante green per eccellenza. Un rincaro con cui i gestori degli impianti di distribuzione stessi hanno dovuto fare i conti imposti dalle case madri. Come qui anche a Fornovo e a Parma, dove sono i proprietari, hanno avuto questa decisione, sì, perché si è spiegato che sono aumentati i costi notevolmente, sì, fino al 31 dicembre, perché dopo avevano altri contratti, altri accordi, insomma, col metano. Però sì, fino a ieri non si sapeva di quanto, ecco. E stamattina è stata veramente una sorpresa per molti, e tutti quelli che sono venuti qua, insomma, ecco. E i clienti stamattina cosa hanno detto arrivando qui a fare rifornimento? Guarda, gli unici che hanno fatto rifornimento è che andavano di fretta e non avevano tempo di andare da altre parti, ma molti sono andati, sì, sono migrati in altra parte. E chi ancora non ha visto aumentare drasticamente il prezzo del metano lo vedrà aumentare nei prossimi giorni. Per noi hanno già mandato un'email e hanno chiamato stamattina che diventa da uno proprio 40 centesimi un giorno l'altro. Ieri era 1,05 e hanno mandato ieri sera che da oggi abbiamo messo 1,09 centesimi, 4 centesimi, domani diventerà 40 centesimi in più. 40 centesimi in più in una notte. In una notte, sì, può essere che io penso che andrà anche 2 euro, non siamo noi qua a gestire i prezzi, loro mandano email e poi li chiamano. Un prezzo che quantomeno nel breve periodo sarà consuetudine. La speranza dei gestori e degli automobilisti è che presto possa scendere per rendere nuovamente appetibile la svolta green del traffico su gomma. Davanti alla Corte d'Assise di Udine oggi ha parlato Raimondo Raiola, imputato per l'omicidio per droga avvenuto nel 2020 a Mortegliano. Non volevo sparare, ha detto, ora per il rimorso non dormo la notte. Volevo solo rapinare, non ho mai pensato di sparare. Era un ragazzo di 2 anni più grande di mio figlio, una parte di me è morta con lui. Sono le spontanee dichiarazioni rese da Raimondo Raiola durante il processo in Corte d'Assise Udine che lo vede imputato per l'omicidio di Ramani Zazai avvenuto il 6 giugno 2020 a Mortegliano. Raiola ha dichiarato di non voler essere interrogato durante il processo. La notte, ha affermato l'imputato, non riesco a dormire e mi sveglio continuamente per quello che, mio malgrado, si è venuto a creare. Ho portato la pistola solo per spaventarlo e chiedergli di non minacciare più la mia famiglia. È stato un incidente, ha proseguito Raiola, lo giuro sulla mia famiglia. L'ho colpito col calcio della pistola per andare via senza essere seguito. Ora ho addosso un macigno. Anche l'altro imputato, il 31enne Jorge Wilfredo Martinez, ha annunciato di voler rendere spontanee dichiarazioni. Durante l'udienza ha testimoniato anche un ufficiale del RIS di Parma che ha spiegato come la beretta requisita a Raiola e da lui regolarmente detenuta non sarebbe potuto partire un colpo solamente a causa di un urto, ma che era necessario che il dito premesse il grilletto. La prossima udienza è prevista per metà ottobre.
E sempre in Corte d'Assise a Udine è cominciato l'esame dei testimoni per l'omicidio avvenuto lo scorso anno a Portogruaro sul banco ai vicini di casa della vittima. Marcella Boraso era infastidita dal comportamento di Wael Bulayed e, piangendo, chiese aiuto. È la testimonianza resa dal vicino di Pianerottolo durante il processo in Corte d'Assise a Udine che vede imputati Bulayed, marocchino di 23 anni, e il connazionale Mohamed Rabi. I due sono accusati di rapina e dell'omicidio della 59enne avvenuto il 21 luglio a Portogruaro. Sul banco dei testimoni sono stati chiamati altri vicini di casa che hanno raccontato quanto visto e sentito quella notte. In particolare, la donna che viveva sotto l'appartamento della vittima ha spiegato di aver sentito martellate provenire dal bagno di Marcella, scrosci e sciabordi d'acqua e, la mattina successiva, i passi di una persona che si muoveva al piano superiore. Stando alle deposizioni, la vittima e Bulayed si frequentavano da tempo, ma erano stati visti più volte litigare tra loro. La prossima udienza si terrà tra 2 settimane. Arrestato e subito scarcerato, ma dovrà presentarsi quotidianamente ai carabinieri di Palmanova, è quanto deciso dal giudice del Tribunale di Udine Niccolò Gianesini, davanti al quale Alberto Morandini, titolare dell'omonima farmacia in Piazza Grande a Palmanova, è comparso per direttissima dopo che era stato arrestato dai carabinieri per violenza e minaccia pubblico ufficiale. Nella notte il farmacista era stato fermato a San Giovanni Natisone mentre era al volante di un'automobile. Stando alle accuse, il professionista avrebbe minacciato e spintonato gli uomini dell'Arma, oltre a rifiutarsi di sottoporsi all'alcol test, cercando di sabotare la prova alcolemica. Il farmacista è stato rinviato a giudizio. La prima udienza si terrà a metà ottobre. E un uomo di 55 anni, residente a Fagagna, è stato rinviato a giudizio dal GUP di Udine, Maria Rosa Persico, per circonvenzione di incapace. Stando alle accuse, l'imputato si sarebbe fatto consegnare a più riprese somme di denaro da una donna di 89 anni di Aiello del Friuli, prelevandole dal suo conto corrente allo sportello attraverso assegni. Nell'arco di 4 mesi il 55enne avrebbe sottratto all'anziana 11.500 euro. Grave lutto per Maurizio Zamparini. Armando, figlio dell'imprenditore ed ex presidente di Venezia e Palermo, è morto a Londra in circostanze ancora da accertare. Aveva 23 anni, si trovava in Inghilterra per ragioni di studio. A quanto si è finora appreso, ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d'albergo. Armando era l'ultimo nato a casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio. I genitori sono partiti immediatamente alla volta di Londra. È stato individuato l'autore della rapina alla tabaccheria di via Aquileia a Cervignano. Un 21enne del posto e ha detto di aver agito per difficoltà economiche. Armato di un grosso coltello aveva rapinato una tabaccheria del suo paese, Cervignano del Friuli, fuggendo poi in sella a una bici, inseguito vanamente dal titolare. Era successo lo scorso 10 settembre in via Aquileia a Cervignano. Magro il bottino, poche decine di euro. I clienti e il gestore della tabaccheria hanno dato un'immediata descrizione del malvivente che è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Norm e della compagnia di Palmanova in collaborazione con i militari dell'Arma di Cervignano. A incastrarlo, oltre alle testimonianze oculari, gli abiti rinvenuti durante una perquisizione, gli stessi che indossava al momento della rapina. Il giovane, incensurato, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio e ha spiegato di aver deciso improvvisamente di rapinare il tabacchino per motivi economici. Si è celebrato oggi il 155esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Udine, un bilancio positivo in termini di sicurezza grazie anche al nuovo presidio in Borgo Stazione con il supporto dei cani antidroga.
Oggi alla Loggia del Lionello il 155esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale del Comune di Udine. La celebrazione è stata aperta dal comandante della Polizia Locale di Udine, Eros Del Longo, e conclusa con la consegna delle benemerenze di encomio di anzianità di servizio. Hanno preso parte l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, i vertici del Comune di Udine e altre autorità civili, militari e religiose, presente anche l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato. E con i pensionamenti qualcuno si sono trasferiti, abbiamo perso qualche decina di unità, quindi faremo un nuovo bando quest'anno o all'inizio del prossimo, vediamo adesso con i tempi tecnici, e quindi vogliamo aumentare il numero dei vigili. Cani antidroga, la sede in Borgo Stazione, le telecamere, tante novità. Sì, sono gli obiettivi che ci siamo prefissi e che abbiamo raggiunto quest'anno. Gli agenti a quattro zampe, così li ha chiamati il comandante, sono una novità molto importante. Non c'è ovviamente la volontà di scavalcare le competenze della Polizia di Stato e dei Carabinieri, non è quello l'obiettivo, ma certamente quello di combattere quei fenomeni di piccolo spaccio, di degrado urbano che rendono insicuri da un punto di vista della percezione ai residenti. Il presidio di Via Leopardi va anche in questa direzione. Sulla videosorveglianza rappresenta il futuro, sia in termini di prevenzione che in termini di repressione. E l'assessore regionale alla sicurezza Roberti ha espresso grande apprezzamento per l'apertura del nuovo presidio di polizia locale di Borgo Stazione a Udine. Nel corso della cerimonia di oggi ha anche evidenziato quanto sia necessaria una riforma nazionale della sicurezza. La legge regionale 5 del 2021 suggella una posizione della Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia all'avanguardia in Italia, ma è adattata a una cornice normativa nazionale che va riformata perché è obsoleta, visto che risale al 1986, epoca in cui non esistevano, per esempio, le frodi informatiche che oggi sono reato più diffuso in Friuli Venezia Giulia. Ad affermarlo l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti in occasione del 155esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Udine. Noi dobbiamo agire in un contesto che deve tener conto di una norma nazionale che è la legge quadro sulla polizia locale, che è del 1986. Dal 1986 ad oggi non bisogna essere dei geni per capire che il mondo è totalmente cambiato, che la sicurezza è totalmente cambiata, che le problematiche sono totalmente cambiate e che quindi non si può rimanere ancorati a una norma così vecchia che è superata dal tempo e dalle realtà dei fatti. La nostra attività richiede continuamente aggiornamenti e essere continuamente operativi proprio per intervenire, per riuscire proprio a scalfire quella percezione di insicurezza che i cittadini molte volte risentono, anche se poi in realtà non c'è un reale problema di sicurezza, però insomma il compito nostro è anche di essere presenti per questo. Lunedì, a 2 anni dalla loro scomparsa, saranno ricordati a Trieste Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, morti durante la sparatoria avvenuta in questura il 4 ottobre del 2019. Ci sarà una santa messa in loro suffragio alle 9 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, officiata da Don Paolo Rakic, cappellano provinciale della Polizia di Stato. Vediamo i dati Covid di oggi, sono stati 2 i decessi, una donna di 94 anni e un uomo di 84 anni, entrambi di Trieste, deceduti in ospedale. Rimangono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva e calano a 39 pazienti ospedalizzati in altri reparti, 83 i nuovi contagi su quasi 9.500 tamponi e test, 2 casi tra gli operatori sanitari, le persone in isolamento scendono a 946. E andiamo ora a collegarci in diretta da Trieste con Andrea Pierini, perché nel capoluogo giuliano c'è una manifestazione Novax. Allora, buonasera Andrea, a te. Siamo su un balcone, ma adesso capirete immediatamente il perché volevamo farvi vedere dall'alto la manifestazione
no Green Pass, in realtà sono tante le anime del corteo perché c'è una rappresentanza dei Novax, ma ci sono anche lavoratori portuali che vedete inquadrati in questo momento e poi tutto il movimento contro la carta verde. Al momento le stime della cultura parlano di 10.000 partecipanti, in realtà sono decisamente di più, siamo intorno ai 14.000, quella che vedete è solamente una parte del corteo, perché questi sono i lavoratori portuali, ma dietro c'è ancora tantissime persone che devono arrivare davanti al tribunale che vedete inquadrato in questo momento dall'alto. È la terza manifestazione, praticamente in una settimana, è la terza manifestazione in cui la partecipazione è veramente elevatissima. Il corteo non arriverà in piazza d'Italia anche perché c'è tutta la campagna elettorale che si sta concludendo, ma dovrebbe concludersi in piazza Oberdan, dove c'è il consiglio regionale. Se non hai donne, io ti restituirei la linea che scegliamo più basso che da qua perché questa prerogativa è molto dura e poi ci finiscono ovviamente nell'edizione di domani del telegiornale. Grazie allora ad Andrea Pierini. Parliamo di elezioni. A Pordenone saranno palestre, polisportivi e spogliatoi ad accogliere il voto per le comunali di questo fine settimana, permettendo così agli studenti di non interrompere le elezioni. Il Comune ha messo a disposizione una bussola per gli elettori. Il 3 e 4 ottobre tutti in palestra, non per fare sport, ma per eleggere il nuovo sindaco. Il voto a Pordenone si sposta dai canonici seggi dentro le scuole a palestre, polisportivi e perfino negli spogliatoi del campo d'atletica, tutti di proprietà del comune. Una necessità imposta dal Covid per non ostacolare le elezioni e così in città si potrà votare nelle palestre delle scuole Gabelli, Pasolini, Terzo Drusin, del liceo Grigoletti e dell'Ipsia Zanussi, ma anche nel polisportivo ex Fiera, ovvero il palazzetto di hockey e patinaggio Marrone, e negli spogliatoi dell'impianto outdoor Agosti. Pordenone si era già cimentata con un voto alternativo in occasione del referendum dell'anno scorso, quando i seggi furono allestiti in fiera. Opzione impossibile per questa tornata elettorale, visto che la SPA di Viale Treviso ha ripreso le proprie manifestazioni. Sarà comunque una rivoluzione per i cittadini, tanto che il Comune ha messo a disposizione un'area apposita nel proprio sito internet, Trova il tuo seggio, per aiutare gli elettori ad orientarsi. A ciascuna palestra è dedicata una pagina di approfondimento con tutti i dettagli e le indicazioni utili per raggiungerla. Il servizio offre 2 opzioni di ricerca. Chi ricorda solo la sede in cui si reca abitualmente può selezionarla da un elenco e scoprirà in tempo reale in quali palestre sono stati collocati i relativi seggi. Chi invece si ricorda o ha a disposizione il numero della propria sezione elettorale potrà digitarlo e individuare così immediatamente la nuova sede. Il futuro della città, insomma, passa anche dagli impianti sportivi. Cervelli in connessione grazie a un sofisticato sistema di iperscanning che promette di far lavorare meglio in team chi opera a livello manageriale, un progetto che è stato presentato oggi a Udine. Un caschetto per studiare le emozioni nei contesti di lavoro. Oggi l'innovativo esperimento nella sede della Regione a Udine, grazie a Confcommercio, Università Cattolica di Milano, con il master in neuroscienze organizzato dal Dipartimento di Psicologia della Cattolica. A promuovere l'evento l'associazione Facilitatori in Risorse Umane, in collaborazione con la Direzione Regionale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia. L'obiettivo è verificare il ruolo delle emozioni nelle relazioni e nei contesti professionali e come queste incidono sulle performance e sulle funzioni esecutive dei manager e dei professionisti, in particolar modo su decision marketing, problem solving e flessibilità cognitiva. Verranno messi dei caschetti, come vediamo alle mie spalle, dove 2 persone vengono collegate con, si chiama in termini tecnici il paradigma dell'hyperscanning, dove leggeremo, le persone vedranno in diretta come il cervello si modifica durante la relazione. Questo lo si vedrà con delle immagini che si coloreranno di un certo tipo di colore più o meno intenso, che sta a significare che quell'area del cervello è più attiva o meno attiva. Questo è significativo perché ci permette di leggere all'interno oggettivamente quello che avviene. Nella notte tra domani e domenica verrà varata la campata centrale dell'ultimo dei 5 cavalcavie in costruzione tra Alvisopoli e il nodo di Portogruaro sulla A4, quello sulla provinciale 251, ed è un traguardo importante verso il completamento del primo sublotto del secondo lotto, che in questi mesi ha registrato decisi passi in avanti. Per consentire l'intervento, dalle 20 di domani fino alle 9 di mattina di domenica sarà chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e lo svincolo
svincolo di Latisana in entrambe le direzioni di marcia. E dunque chi viaggerà verso Venezia dovrà uscire a Latisana e seguire la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle per rientrare a San Stino di Livenza. Chi invece è diretto a Trieste dovrà uscire a San Stino e rientrare a Latisana. Chi proviene dalla A28 dovrà uscire allo svincolo di Portogruaro. Lungo i 9 chilometri di cantiere si può già intravedere quella che sarà la futura terza corsia e cominciano già ad essere installate le prime barriere fonoassorbenti e i guardrail. A 4 anni dalla sua morte il comune di Cassacco dedica una mostra e intitola La scuola dell'infanzia a Pierluigi Cappello. Oggi il taglio del nastro dell'esposizione. A 4 anni dalla morte del poeta Pierluigi Cappello, il comune di Cassacco lo omaggia con l'intitolazione della scuola e con una mostra. L'amministrazione ha deciso oggi, in particolare dopo averla tenuta in stand-by, di dedicare la scuola dell'infanzia al poeta Pierluigi Cappello e integrato, con questa occasione è stata realizzata anche una mostra che è la riuscita del contributo dato dal comune di Patocarnico per una mostra che aveva precedentemente realizzata, oltre al contributo dato da alcuni artisti del territorio che si sono espressi reinterpretando in chiave di immagine in opera d'arte le espressioni, i versi dello stesso poeta e scrittore che ci ha lasciati a Cassacco. Dall'emergenza virale al vaccino culturale, questo è il titolo del 17° Forum internazionale dell'Euroregione Aquileiese, organizzato oggi a Udine dall'associazione Mitteleuropa. Si è tenuto in Sala Iace a Udine il 17° Forum internazionale dell'Euroregione Aquileiese. Il tradizionale appuntamento annuale si prefigge di rafforzare le preziose relazioni e legami che il Forum ha saputo tessere nel corso di questi anni, in sinergia anche con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Central European Initiative e l'Università di Udine. La cultura è l'unica cosa che può salvarci in una situazione di questo genere. Ma parlo di cultura nel senso più ampio del termine, quello che in lingua anglosassone si chiama education, che non vuol dire solo educazione, vuol dire conoscenza, vuol dire cultura, scolarizzazione, tutto un insieme di cose messe insieme. Quindi su questo noi oggi dobbiamo più che mai incentrare le nostre attenzioni, perché è l'unico vaccino che ci può salvare da questo disastro del vaccino che ci sta invece ammorbando. Grossi topi di fogna hanno invaso via Pola a Udine, si aggirano da mesi lungo la strada invadendo case e cortili e disturbando la quiete dei cittadini e l'igiene della zona. A lamentarsi della situazione è un residente di 61 anni che questa mattina ha visto il suo cane aggredito da un paio di pantegane. Il cagnolino ha avuto la meglio, ma la proprietaria ora ha paura e chiede aiuto al comune di Udine. Secondo la residente, la causa di questo via vai di rati è dovuta alla presenza di un pollaio posizionato a pochi metri dalla sua casa e dal mangime per le galline. Proprio per questo motivo la donna ha interpellato l'ufficio igiene chiedendo che il pollaio venga spostato. Al momento sono state posizionate 3 trappole nelle vicinanze dopo un sopralluogo dei vigili. Un nuovo salone per le feste e le manifestazioni capace di ospitare fino a 150 persone sarà realizzato a Villa Dolfin a Porcia. La settecentesca Barchessa Ovest, alla sinistra di Villa Dolfin a Porcia, è un elemento importante per l'architettura del luogo e riavrà nuovamente un ruolo centrale nell'assetto complessivo di tutto l'ambito monumentale che l'amministrazione comunale di Porcia, guidata dal sindaco Marco Sartini, sta portando avanti. Per questo, dice il primo cittadino, merita un corposo intervento di restauro architettonico, rispettoso del luogo e della sua storia. L'edificio, che misura oltre 76 metri di lunghezza e quasi 8 di larghezza, dà accesso al brollo agricolo attraverso un portone, anticamente utilizzato come luogo di vendita del vino, ma non solo. Le opere di restauro prevedono un primo lotto di 676.000 euro per la ristrutturazione della porzione di fabbricato a nord del portico passante.
Consapevoli del dovere che abbiamo di mantenere e trasmettere alle prossime generazioni e nelle migliori condizioni possibili, dice il sindaco, il grande lascito del passato, al termine dei lavori di restauro e consolidamento strutturale riusciremo a ottenere un vero e proprio salone per le feste e le manifestazioni, in grado di ospitare 120-150 persone, accessibile direttamente dal parco tramite 2 grandi porte vetrate. Domenica alle 17:30 a Castelnuovo del Friuli il finale per Blanc European Festival. Un gran finale all'insegna dell'emozione è stato pensato per il Blanc European Festival, ideato e curato dal violoncellista e compositore spilimberghese Riccardo Pes. La chiusura in programma è il 3 ottobre alle 17:30 nella chiesa di San Nicolò a Castelnuovo del Friuli, con lo speciale appuntamento La biodiversità dei popoli. La serata vedrà il violinista Gilles Apap, musicista di fama mondiale, dialogare con Massimo Somaglino, uno dei più apprezzati attori italiani, assieme all'orchestra d'archi Vendramelli. Fiamme dal mondo saranno accompagnate dalle musiche di Mendelssohn e dalla tradizione popolare. Un vero onore avere tra i protagonisti della serata Apap, ha dichiarato Pes, violinista virtuosistico, noto anche per le sue interpretazioni della musica tradizionale dell'Europa dell'Est all'America, come gypsy, irlandese swing o bluegrass. Famosa è una cadenza che ha scritto per il concerto di Mozart in sol maggiore. Siamo allo sport, sarà una partita delicatissima quella di domenica per l'Udinese contro la Samp. Dopo 3 sconfitte consecutive, chiesto a Gotti un cambio di passo. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, spazio anche al basket e alla maratonina di Udine. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.